Il cruscotto lo trovate sul menu a tendina in alto, vedete il cruscotto aziendale e regionale. Io ora vi faccio vedere le domande, cioè ripercorriamo a una le domande, andiamo velocemente. Dove ci sono dei problemi, quello che diceva prima Paolo, non ha senso chiedere questo dato, non riesco a rilevarlo, teniamo conto, siamo tutti d'accordo, togliamo la domanda e snelliamo la procedura. Alcune cose non le possiamo togliere ovviamente per ragioni di monitoraggio dei dati, altre possiamo capire come raffinarle in modo migliore. Carlo vi evidenzia come lui ha compilato i dati e dove li ha cercati, in modo che possa essere d'aiuto per voi capire come poterlo fare. All'interno del cruscotto aziendale, qua lo dico in modo che sappiamo, ok, trovate un messaggio di benvenuto. All'interno, questo è quindi il cruscotto, poi lo vediamo nel dettaglio, aziendale. All'interno c'è l'informativa, in cui ci sono scritte le premesse, le finalità, le modalità di inserimento, quindi la logica che io vi ho appena spiegato, la visualizzazione delle informazioni, chi elabora i dati, in modo che abbiate, sappiate come sono stati trattati i dati e quello che il personale di Arsenal farà su questi. Ok, qui quindi abbiamo i due questionari. Questionario di avvio, una volta che l'avete compilato siamo a posto, non lo vedrete più. Poi vedete i vari questionari periodici. Il questionario di avvio lo guardiamo e sono le... adesso entriamo, ok. Allora avrete una legenda che è stata fatta per cercare di semplificare le cose, anche qui se è più difficile che semplice me lo dite e vediamo di ricambiarlo. Ho spiegato cosa si intende per referto interno, esterno, il documento firmato analogicamente, digitalmente e cos'è l'anno esercizio di progetto. Qua vi dicevo andiamo a indagare qual è proprio lo zoccolo duro, cioè quali sono i dati annuali, in modo che abbiamo un dato sul quale farvi i conti e le percentuali per la propria azienda. Allora, Carlo, io leggo, poi tu mi dici, ok. Allora, la prima è quanti professionisti sanitari avranno a tendere potere di firma, quindi saranno possessori di un certificato di firma digitale. La nota dice questo, vogliamo il numero di professionisti già attivati più il numero che intendete attivare durante l'anno, quindi datemi già un numero di tendenza. Ok, quindi quelli che avete già attivato più quelli che intendete attivare nel 2012. Si vede bene anche in fondo o leggete? Ok, Carlo. Sì, non penso ci sia molto da dire qui. Chiaramente sono dati che provengono dal personale o dalle convenzioni. Nel caso nostro ci sono anche già i valori che potete vedere, mentre la parte ospedaliera era completata, per cui nel caso nostro 750 è il valore anche già dei nostri operatori che hanno già oggi la firma. Nel caso degli MMG PLS, contando di raggiungerli tutti, sono comunque il totale degli MMG e il totale dei PLS. Una scelta ovvio. Poi i professionisti sanitari ospedalieri. C'è una domanda? Tutti gli amministrativi? No. Altri sono tutti gli altri, sì, sono gli altri. Sì. No, c'è scritto la domanda è sanitari. Scusatemi, sì, vabbè, altri intendevamo, allora, medici ospedalieri, biologi, piuttosto che altre categorie a cui avete dato potere di firma perché è stato deciso dalla vostra direzione di darglielo, lo potete mettere in altri, per noi va comunque a sommarsi allo zoccolo duro, medici ospedalieri, MMG, PLS. Questo non vuol dire che firmino che abbiano un software per firmare, vuol dire che hanno da aspettare. Questo non vuol dire quello. Questo non vuol dire questo. Che è stata data allo strumento. Ma aspetta, allora quindi vuol dire gli amministrativi, vuol dire i veterinari, vuol dire altri. Allora, professionisti sanitari. Solo sanitari? Sì. I professionisti sanitari, i veterinari vanno dentro la sanità? Sì. Abbiamo, allora, le prime tre categorie sono perché sono quelle più, diciamo, evidenti e importanti per lo scopo del progetto. Gli altri mettete il numero degli altri professionisti. Scusa, sentivo la parola sumaisti? Noi li abbiamo messi dentro. Allora, i medici ospedalieri sono tutti quelli che agiscono nella struttura sanitaria, ok, ospedale. Tutto quello che è fuori lo mettete in altri. Qui a Treviso nessuno? No, noi abbiamo messo tra i medici ospedalieri anche gli specialisti ambulatoriali, di poliambulatorio e
e biologi o altre figure. Sì, lo mettete in altri. Noi ne abbiamo messo 0. Cioè, no, gli infermieri non ne abbiamo messi. No, ma questi sono i attendere che avranno potere di firma, quindi noi non contiamo di dare le smart card agli infermieri. Io le dico che le persone che ho citato, le categorie che ho citato, abbiamo dato potere di firma. Allora metterete in altri. Lo mettete. Dobbiamo incolonnare correttamente. Sì, allora non abbiamo previsto tutte le possibili. Quindi le mettiamo in altri. In altri? C'è altri per quello. Ecco. Tutti quelli che hanno potere di firma, allora, i medici ospedalieri abbiamo ben chiaro che cos'è un medico ospedaliere, medici di medicina generale ancora più chiaro, pediatri ancora più chiaro, altro è dentro tutto il resto del mondo. Ok. La somma dovrebbe dare le carte abilitate a firmare. Ecco, come giustamente diceva Paolo prima, non è detto che questi abbiano il potere di firma, ma abbiano anche un software per poter firmare. Giusto? Segue un pochino più la logica di F di COS. Ho distribuito la potenzialità di firmare agli operatori. Per misura l'inefficienza del processo di distribuzione delle carte Rispetto alla realizzazione del software. Lo taglierò, cioè il discorso è questo. Più carte ho e meno software. Sicuramente nel tagliare e fare delle analisi dei dati, i documenti firmati per smart card distribuita sarà un grado di efficienza. Ok, la domanda 2. I professoristi sanitari ospedalieri che avranno a attendere la possibilità di visualizzare i referti interni digitali tramite visualizzatore di reparto e integrazione in cartella. Quindi qui abbiamo messo i medici ospedalieri, il personale infermieristico e altri, quindi sono solo le prime due che ci interessa capire. Sì, nel caso nostro coincidono i medici perché tutti sono stati abilitati alla procedura interna di visualizzazione dei referti. Qua sì c'è anche il personale infermieristico, che chiaramente è un dato anche questo che viene dall'archivio del personale. Quanti professionisti sanitari avranno a attendere la possibilità di estrarre i referti esterni digitali? Allora qui abbiamo scelto di inserire gli operatori degli sportelli distrettuali, cioè tutti gli operatori che riusciranno ad estrarre per il cittadino il referto, ok? Gli MMG e PLS, quindi qua chiediamo il numero di attendere, quindi nell'anno massimo di operatori che potranno estrarre il referto digitale. Vi è chiaro questa domanda? Negli sportelli distrettuali noi abbiamo compreso anche ovviamente quelli del CUP, insomma, per intendersi. La commissione patenti, ci sono 3.000 operatori, perché sennò non professionisti, ok. perché professionista pensi al medico. Ok. Altrimenti operatore, sempre che non crei problema poi interpretativo, amministrativo piuttosto. No, è stata una poca precisione nella. Gli operatori di settore sono amministrativi, non sono sanitari, quindi operatori punto. Ok. Sì, è vero. Se metti operatore, allora puoi avere dentro anche lotta. Chiunque. Lotta al CUP. Ok, avanti, siamo alla quarta. Sì. Scusate, come l'avete tirato fuori il dato quello lì degli sportelli, dei distretti? Beh, conosciamo, cioè al CUP ci siamo fatti dare tutto il numero dei professionisti, degli operatori del CUP. Certo. Sì. No, questo infatti è uno dei dati un po' più macchinoso. Cosa fare con Escape questo? Cioè quando non c'era Escape, gli operatori di sportelli si stampavano i referti comunque e non c'era né PDF, cioè quello non ha a che fare con Escape. Ma il fatto degli operatori dei distretti o il fatto della domanda? Gli operatori che sono nella rete aziendale hanno sempre stampato i referti, no? E indipendentemente dal fatto che ci fosse un Escape, Beh, se non avevano, una firma digitale o quant'altro. se non riuscivano, se non gli arrivava il dato, arrivava il portantino che glielo portava cartacciamente. Questo io non. Ok, con Escape questo non dovrebbe capitare. Lo togliamo se è un problema. Per me non è così facile. Ok, nessun problema. Nel senso bisogna prendersi le 400 provenienze e dire cosa considero distretto e cosa no. In ogni caso, se
se lo teniamo nella voce, nella prima risposta non ha senso distretto, io lo faccio in cassa ma non in distretto. Sì, infatti la voce distretta Sì, forse perché avevamo all'inizio messo aziendali e distrettuali per mettere insieme le due Sono cose. sportelli. Era un attimo da capire rispetto a ogni singola azienda come era organizzata. Qui le cose sono due: o mettiamo aziendali e distrettuali, quindi contiamo sia l'aziendale che il distrettuale, o togliamo l'opzione. Operatore sportello. Dare informazione effettivamente a questa, cioè, che sia il medico di base e il pediatra va bene, ma gli operatori interni che siano pochi o tanti. Faccio un esempio no, ci dà l'impatto che c'è. L'impatto che c'è. Ci sono delle aziende a tutt'oggi in cui non in tutti i distretti hanno fatto partire Escape. Pensate che queste domande sono per tutti e 23, perché anche a macchia di leopardo abbiamo delle aziende sanitarie che non hanno fatto partire tutto il bacino d'utenza, perché magari al distretto 5 c'è un problema. Lo chiediamo dopo, infatti. Da noi sono visualizzati anche Sì. Per gli esterni, qui stiamo parlando per gli esterni, negli ambulatori, perché chiaramente sì, negli ambulatori certo, c'è attività per esterni, quindi metto sono operatori anche quelli. Metto operatore generale, sì. Ok. Quindi mettiamo operatori generale. Ok, vado avanti. Adesso abbiamo indagato alcune specialità nel quale vi chiediamo i referti firmati, in questo caso sono referti interni. Analogicamente vuol dire che non viene utilizzata la firma digitale. Ok. Perché abbiamo indagato su queste specialità? Allora, chimica clinica, radiologia, anatomia patologica, centro trasfusionale e microbiologia sono quelli di sicuro sul quale dobbiamo andare ad indagare per il progetto, perché sono quelli che partono per primi, quelli più grossi. Centro antidiabetico e cardiologia pronti a capire se toglierlo, mantenerlo, se modificarlo, se cambiarlo, perché è stata una scelta fatta su un modello che è quello di US9. Ecco, siamo qua per discuterne di questo. Occhio che le formule, cioè quello che vedrete poi nei grafici, non conta né la cardiologia né il centro antidiabetico. Viene chiesto come aggiornamento successivo a quello se uno ha già digitalizzato i primi servizi più importanti. Ok, quindi votate. I direttori generali, c'è la verbale di pronto soccorso. Lo mettiamo, c'è dopo. I verbali di pronto soccorso, le lettere di missione li abbiamo tenuti a parte per quel motivo lì. Questi non erano dentro gli obiettivi, quindi è soltanto una raccolta di dati in più con il concetto di prima. Tutto ciò che non ci porta un vantaggio ma porta una difficoltà, lo togliamo. Ok, quindi io tolgo antidiabetico e cardiologia e mantengo solo i macro source di documenti. Approvato, alla prossima. Ok. E questi sono invece a livello digitale, quindi quello prima analogico, poi digitale. Per gli interni, la stessa identica domanda, non mi soffermo troppo, per gli esterni. Qualcuno di voi ha problema a recuperare questo dato? Per me la chimica e la microbiologia sono più... Sì. Mettiamo un aggregato. No, non ho capito. Allora, chimica clinica. Chimica clinica, trasfusionale possono essere obiettivamente quasi la stessa identica cosa. No, li separate perché sono sistemi diversi, vero? No, servizi diversi. No, ma anche sistemi, no? Ti avevo detto che era complesso. Microbiologia invece viene difficile distinguerli? Perché a Treviso sono due sistemi diversi, ma come ce l'abbiamo uguale? Andiamo là per esame a distinguerlo. Possiamo. Aggreghiamo la voce microbiologia a chimica clinica? Non possiamo. E? No, allora vi spiego, per la logica delle formule, se qua sono divise, noi poi andiamo a contare. Ma li aggreghiamo, dato che è difficile, aggreghiamo chimica clinica più microbiologia.
Quindi aggreghiamo la chimica e la micro, l'anatomia la lasciamo fuori, ok. Beh, sì. Ti stai segnando tutto tu? Mitico, ok. Cardiologia via. La cavo. Il numero di referti anno 2011? Sì. Sì. Tutti i parziali, le bozze, i firmati successivi. Referti che se allora, tanto non li ho visti, sapete che un vostro collega si è visto chiedere di dare dei documenti a valore legale che erano stati firmati digitalmente o dovevano essere tenuti in un certo modo e non è in grado di produrli. Quello vuol dire che non esistono, non ci sono. Quindi gli unici referti che voi potete esibire come firmati digitalmente sono quelli completati in tutto e per tutto. Una bozza lasciata lì dal vostro medico non è un referto digitale. O referto parziale è un referto digitale. Quindi se è firmato digitalmente sì. Quindi più un referto di 10 versioni man mano che arrivano gli esami. Certo, quello sì. Basta che quello sia sì. firmato. Ok. Scusa, le 10 versioni? Prendete l'ultimo ovviamente. No. 10 documenti firmati, Sì, ma il successivo, scusami una cosa, il successivo gli dai 10 referti al cittadino? Certo che sì. Allora sono 10 referti. Gli dà tutti i Glielo do subito appena posso. Sì. No, dato che la logica dei parziali a volte segue delle batterie, non è che gli dai un elettrolite alla volta, segue delle logiche di batteria. Quelli arrivano tutti insieme, però la microbiologia che ha N cose nel La microbiologia è un esempio di quello. Ogni referti sono X referti, senza ombra di dubbio. Le stesse cose. E se dopo il parziale ne arriva uno firmato completo? Solo quello firmato? Allora, qui contiamo i firmati. Il completo sostituisce i precedenti? No, perché hanno date diverse. E allora è uno in più. Allora è un documento a sé. Ok, la stessa cosa la andiamo a guardare per i verbali di pronto soccorso e le lettere di dimissione. Stessa logica. L'ultima domanda, poi vi chiediamo quanti sportelli comunali, se ovviamente ce l'avete, sarà possibile lo scarico dei referti, le farmacie e case di riposo RSA. Le mettete dentro le farmacie. Paolo, ok. Se distribuite i referti nelle cartolerie, vanno bene anche quello, le mettete sempre lì, tanto non c'è differenza. Ok. Attività commerciali, sì. Ok, in quanti reparti, qua adesso ci mettiamo d'accordo, nella sua azienda verrà attivata Tendre la visualizzazione dei referti digitali prodotti? Carlo prima ha fatto un'assunzione nella sua presentazione definendo per reparti le unità operative complesse, ma ok, può essere una discriminante buona per tutti questa? Per non entrare troppo nel dettaglio? No, dettaglio. Cosa? Non sei capace di cosa? Dire quali sono i reparti del tuo ospedale? Già devi contare gli ospedali, effettivamente. Non so se ci sono da un giorno all'altro. Esistono delle unità operative semplici che hanno autonomia organizzativa. Sì, li contate. noi abbiamo fatto, dovendo mettere un numero abbiamo contato questo, è chiaro che poi... Allora, c'è da mettersi d'accordo per avere un dato, diciamo, confrontabile. Se può essere che utilizziamo solo le unità complesse, volendo, Paolo, allora o utilizziamo lo... Va bene, vai. Il discorso è che ci poniamo un obiettivo, no? Quindi se l'azienda prevede entro il 31/12/2012 di attivare tutto l'ospedale, lì scrivete il numero di reparti che corrisponde a tutto l'ospedale. Se prevede di attivarne 0 perché prevedete che non attiverete la visualizzazione interna, 0. E poi ovviamente ogni bimestre vi verrà richiesto quanti ne avete attivati del 1° gennaio e questo costituirà il progresso, il progresso sul vostro obiettivo. Sì? Se io ho la gastroenterologia, per esempio, che ho l'esigenza purtroppo della come sei più servizio del gastroenterologia, lo considero 1 o lo considero 2? Questo, il problema della definizione di che cos'è un reparto effettivamente è notevole, perché obiettivamente noi sappiamo che ci sono alcune unità operative semplici che sono
dei reparti nel nostro concetto e alcune unità operative complesse che sono sulla carta. Tutti noi lo sappiamo questa cosa qua. Quindi effettivamente io lascerei a voi indicare questa cosa qua, perché credo che sia difficile. Credo che se mettiamo dentro tutte le unità operative semplici viene fuori un numero allucinante e troviamo unità operative semplici con 2 persone che ci lavorano dentro. Le unità operative complesse sono obiettivamente un buon taglio, però si taglia fuori. Facile invece la percentuale dei reparti. Ma percentuale dei reparti vuol dire che hai detto quanti sono i reparti. Lo contiamo, te la facciamo noi la percentuale, ovvio. Allora vuol dire che sai quanti sono, allora manda la lista. No, perché noi la percentuale la calcoliamo come denominatore, usiamo il numero che inserite qui nel questionario d'avvio un attimo, e come numeratore il valore che inserirete in ciascun periodico. Quindi ogni bimestre voi mi dite: ho attivato 10 reparti, io so che volevate attivarne 100, siete al 10%. Erano 100 e 10, in realtà ho fatto solamente il 10%, cioè ho fatto il 100% di quello che avevo previsto, ma in assoluto è esatto. E noi non vi chiediamo quanti reparti avete in ospedale, ma quante prevedete di attivare. È un pezzo. Esatto. Non ne attivate neanche uno perché li ho attivati tutti, no, compresi quelli già attivati, no? Ti ho scritto compresi. Allora, scusa un attimo, proposta. Io farei la unità operative semplici a livello di dipartimento. Non ho capito. Stanno dentro le unità operative complesse, le unità operative semplici a livello di dipartimento sono fuori delle unità operative complesse. E ci stanno tutte, purché siano a carattere possibile. Ci sono Avete capito la cosa? Ha detto: inseriamo tutte le unità operative complesse e le unità operative semplici che sono inserite all'interno dei dipartimenti, ma non all'interno di unità operative complesse. È chiaro che se un'unità operativa semplice non è inserita in unità operativa complessa non ha autonomia. Cioè il contrario. Autonomia. Quindi questa potrebbe essere un buon taglio, dai. Mi pare di tutte la più equilibrata. Ok? Approvata questa. Vado. Secondo me se deve dare capisco uno stato di avanzamento, ma è uno stato di completamento che ci interessa. Cioè, che uno l'abbia fatto a 36 e dopo 38, dopo 40 su 120 è un discorso, ne abbia fatti 40, 50. No Paolo, ma attento, io non vado a vedere quanto bravo tu sei in assoluto, io vado a vedere su un obiettivo che tu ti sei prefisso per quest'anno come l'hai raggiunto, perché ma credo che qui l'interesse sia di capire quando abbiamo coperto la realtà. Ci viene da altri dati questo. Cioè, allora, dai numero di referti digitalizzati. Ma in distribuzione interna. reparti. Allora, anche i referti di laboratorio che avete chiesto prima all'inizio 2011, mi basta cambiare una politica con cui emetto i referti di laboratorio, basta cambiare se li emetto per chimica insieme all'ematologia o no e mi esplode il numero di referti. Magari quando vado a firmarli nel 2012 posso aver cambiato qualcosa, non fate confrontare quei dati. Se il dato non sarà, se il dato ha avuto qualche disaggregazione, se il dato avrà avuto qualche disaggregazione perché è modificato dalle policy, è chiaro che questo verrà tenuto conto. Io credo che sia tutto molto dinamico da noi, cioè basta cambiare dobbiamo soltanto allora che tutto la chimica, non so, l'emocromo arriva troppo tardi, lo mettiamo che va su da solo prima. Ma è un flag che viene cambiato 4 volte in un anno, una cosa così. Quindi non possiamo prendere il numero di referti 2011 e poi vedere quanti ne firmano nel 2012. Devo vedere quanti ne firmano nel 2012 rispetto a quelli che non firmo. Sicuramente verrà fatto anche questo, però entrambe le cose possono dare sullo storico e qualsiasi parametro lo pesi sullo costo. Nel tuo caso verrà fuori che non ha senso, vedremo quante aziende hanno questa dinamicità rispetto allo storico di cambiare le policy dei referti. Non c'è problema. Allora, fanno i laboratoristi senza neanche, possono fare i laboratoristi. Sì, vedremo. Definire come esce un referto. Vedremo com'è questa cosa qua. Prendere dei granchi su quella cosa. Vedremo, intanto però raccogliamo il dato e vediamo cosa succede. Ok, qua è finito tranne l'ultima. Qualora il servizio di scarico online fosse attivo nella sua azienda prima del 1 gennaio 2012, qual è la percentuale di scarico raggiunta? Quindi mi mettete la percentuale. Ok, allora vi ricordo che poi quando vedremo i grafici, cioè queste sono domande a cui voi rispondete con una certa ratio, i grafici non vanno a graficare
tutto quanto, vanno a graficare quello che interessa al progetto, poi lo vediamo, in modo che vi rendiate conto quello che poi si andrà a vedere effettivamente. Nel corso dell'anno, se ci sarà necessità di graficare altre cose, perché me lo chiedete o perché noi abbiamo i dati e stiamo presto a plottare a vedere com'è l'andamento, è ovvio che il cruscotto ha avuto una logica per non farvi vedere 50 grafici, ve ne fa vedere 10. Adesso li guardiamo come sono stati costruiti. Io propongo di non chiederci i dati del 2011. Beh, ma uno storico ce l'abbiamo da progetto, Da progetto negli indicatori del CNIPA ci dicono ma quanto, da cosa siete partiti? Cioè ci vuole. E allora le richieste forse sono una cosa stabile, i referti. Va bene, lo metteremo con la nota, però dateci questo numero perché è un dato che ci viene richiesto proprio dall'analisi ex ante del progetto, che è un indicatore del CNIPA, sono di tutti i progetti. Ok, allora questo... Sì. Il numero di referti scarico online, sotto sulla nota c'è scritto che la percentuale è calcolata non sul totale, ma sulla consegna tradizionale. No, è sbagliato, era quello che ti avevo segnalato io. Scusami, dovevo correggerlo. Mi scusi ingegnere, me lo ripeta così si stiamo... C'è una nota qua sul totale del firmato. Sì, abbiamo sbagliato. Sì, devo fare la correzione. L'ho segnato, lo cambiamo. Okay. Entro nel periodico velocemente. Allora, c'è la solita leggenda di prima, qui avrete il bimestre, sono precaricati tutti i bimestri in cui c'è la compilazione. Quando avete inviato quello di un bimestre è ovvio che quando rientrate per il secondo vi trovate già il periodo. Allora, la prima volta chiediamo in che formato sono i referti. Togliete, fate finta di non vedere quelli che abbiamo deciso che togliamo ovviamente, quindi ve li chiediamo sui 5 che abbiamo definito. Le opzioni sono PDF, CD2 o altro. Nella sua azienda quanti referti... Chi mette altro sappia che riceve la telefonata dicendo mi mandi una copia di altro. È il punto altro. Il punto su altro. Nella sua azienda quanti adesso non chiediamo più niente dell'analogico, andiamo solo col digitale perché la ratio era vi chiediamo nell'avvio il blocco, cioè quelli sono i dati di previsione. Nel periodico andiamo a vedere quanto va a manuturare il dato. Quanti referti interni sono stati firmati digitalmente? È sempre a partire dal 1° gennaio perché così riusciamo a avere un dato che sale, ovviamente, quindi un andamento positivo del servizio. Quindi quanti referti interni sono stati firmati digitalmente, quanti sono esterni, vado via veloce perché è la solita domanda, verbali di pronto soccorso e lettere di dimissione. Quanti referti interni sono stati visualizzati tramite visualizzatore o cartella, la stessa domanda dell'avvio. Quanti referti digitali esterni sono stati estratti dai cittadini tramite portale web, quindi qua chiediamo l'estrazione da parte dei cittadini. E qui ferma. Dimmi. Tutti tranquilli su questo dato? Torniamo allora fermi sopra e fermate quali sono i dati che voi, secondo voi, mi arriva un file null. 0. Allora, qui i documenti firmati digitalmente è un dato che voi pensate di non conoscere? Gli interni sono tutti visualizzati. Gli interni sono tutti visualizzati? No, non è detto che tutti i referti interni vengano visualizzati. Se no come fanno a Se li mandi sulla carta non vorrei visualizzare. Infatti. Questa è la risposta. Cioè il discorso è, siete in grado, e qui adesso anche Carlo dice praticamente di dire di tutti i referti firmati digitalmente sono stati visualizzati dai nostri operatori? Sì, perché non vengono? Perché non vengono? Non vengono stampati centralmente. Ma così tu sei a casa di tutti. Ma non si vede? Bene, la nostra, se posso dire, la nostra procedura è previsto che ci sia uno stato diverso del documento, se il reparto se l'è stampato oppure no, quindi c'è questa indicazione. È chiaro che vengono tutti stampati perché, come abbiamo detto prima, uno deve finire in cartella, 2 è interesse del reparto, ha un monitor proprio che gli dice come le mail quelle che si è stampato o non stampato, quindi sono servizi di stampati centralmente a basso costo, li stampiamo in modo distribuito sui reparti. Esattamente. Sì. Alza la voce, se no ti tiro il microfono. Negli interni il presupposto è che tutti quanti i referti
chiesti come consulenza interna siano digitalmente firmati? Allora, no. No, non tutti i referti richiesti. Stiamo parlando di quelli di laboratorio, stiamo parlando di quelli. vabbè. Il chiede al laboratorio, il laboratorio risponde con un referto, questo deve essere digitalmente firmato per forza. C'è un referto? No, Sì. domanda. Ci sono modelli organizzativi diversi. No, perché tanto firmano una. Cosa, scusami? Cosa ha detto? Allora, io potrei dire, faccio una soluzione, io potrei dire, la mia organizzazione dice che il referto di laboratorio, no, per gli interni non è firmato digitalmente perché tanto io alla fine firmo tutta la cartella della non funziona. Fino al 2011 stavo facendo da noi. È un'obiezione. Mi risulta anche a Treviso, perché ci ha sempre detto che neanche a Treviso firmano le licenze. No, adesso le firmiamo, infatti. Adesso, 2011 No, è vero. no. Però la realtà. Allora, noi dovremmo però D'urgenza avere. erano il Ci 20%. piacerebbe che in questo caso qua voi ci deste queste informazioni, perché noi abbiamo le dichiarazioni fatte dai vostri laboratoristi. Allora lì vediamo se. A me ci piacerebbe tanto che voi studiaste come va gestita una cartella clinica informatizzata in termini di firma, di cosa, e che queste cose fossero note perché sono molto. Cartella clinica di reparto di ricovero. Cartella clinica esiste solo una cartella clinica. No. La cartella clinica è quella che Scusate una cosa. Allora sì, Paolo, la risposta è sì, non è il progetto Veneto Escape che è uno dei mattoni per giungere a quello. Qui siamo su un punto molto semplice che è questo: i referti interni vengono tutti firmati digitalmente? Se la risposta è no, prendiamo atto, è una scelta organizzativa, i vostri laboratoristi ci hanno dato risposte analoghe a questa qua, quindi ci sta, e a quel punto lì quei referti lì li consideriamo non firmati digitalmente e non vanno dentro nel conteggio dei dati di Escape. Dopodiché andremo a parlare fascicolo, cartella, tutto quello che volete. Questo è lo step 0. Quindi nell'avvio vi abbiamo chiesto quanti non sono firmati in maniera digitale, nel periodico vi chiediamo solo il digitale, quindi abbiamo lo scalino poi. Ok. Però l'obiezione che io faccio è, se una direzione, fate un'obiezione, io non dico che noi siamo organizzati tutti, fate un'obiezione, se le direzioni decidono di non fare affino digitale su tutti non avete referti? No, dappertutto. No, certo. Sì, va bene. Certo, io posso dirti una cosa, che sono a conoscenza, un attimo solo, sono. Le consulenze interne, le consulenze interne, che decidono se vanno firmate. No, fate digitale, poi appena vengono firmate le consulenze. E allora me le mette nel questionario di avvio, lei ha il dato. Intanto le consulenze non stiamo. Non sono qua dentro, quindi non c'entrano. Per analogia, voglio dire, l'effetto del laboratorio come la consulenza. Io credo, obiettivamente, se non ricordo male, scusate una cosa, io credo che se posso pensare che ci sia qualche ospedale, anche se poi parlando con le vostre direzioni sanitarie loro cadono dalle nuvole e dicono non è vero, noi abbiamo dato disposizione che non vengano firmati per gli interni solo i referti delle urgenze, e dici ma guarda che loro le considerano tutte urgenze, quindi non li firma nessuno, i laboratoristi, quindi c'è questa disincrasia. Potrei dire che sicuramente questo non è il caso della radiologia, cioè non esistono referti anche per interni della radiologia che non vengono firmati, quindi quello è un modello organizzativo che riflette una realtà di laboratorio. Mettetela, no? I tuoi radiologi non firmano. Fallo con la carta anche, Non ti risponderò neanche in presenza del mio avvocato, ma hai detto una cosa inesatta. No, diciamo che esistono immagini che vengono viste senza referto. Questo è un altro paio di maniche. È prassi dei radiologi beccarsi i pacchi di immagini anche digitali, sono sempre pacchi, 2 mesi dopo dell'ortopedia e fare il referto. Sempre che non ci sia, non siamo persi, cioè, però ok. Andiamo avanti. Quindi nel caso la vostra azienda avesse deciso che i referti di laboratorio non vengono firmati, nel questionario d'avvio voi mettete 0, no, perché se li firmano con la penna. No, non li firmano. Ha detto di sì. No, non li firmate proprio. Mettete 0,
e mettete in questo questionario 0, perché 0 ne avevate prima e passando a digitale continuate ad aver 0. 100% obiettivo raggiunto. 100% obiettivo raggiunto. Poi vedremo cosa succede nei grafici. Mi è sfuggito prima, ma ogni bimestre è incrementale da inizio anno? Sì, dal 1° gennaio. No, non è incrementale, ma si chiede il dato dal 1° gennaio ogni volta. Cumulativo. No, non vi chiediamo l'incremento dall'ultimo bimestre, ma vi chiediamo dal 1° gennaio quanti ne avete fatti. Poi tra 6 mesi vi chiederemo ancora dal 1° gennaio quanti ne avete fatti. No, ma quindi non arriveremo mai a averli fatti tutti. Cioè, se anche siamo perfetti a fine anno, non potremo mai aver detto 100%. Perché c'è un gap iniziale. Se negli ultimi 2 mesi magari sono arrivata al 100%, se mi fate sempre la media oppure non è che vado a firmare quelli di gennaio. No, certo, noi diciamo nell'anno. Fatelo voi quello. Ok, se volete darci i dati dei 2 mesi, sì, va bene. Dati degli ultimi 2 mesi e basta. Possono fare anche adesso bimestre. Sì, non è un problema. Dateci i dati degli ultimi 2 mesi che va benissimo. Possiamo arrivare a regime. Sempre dal primo maio avevo capito di no. Ok, dai. No, ma il discorso è così, fermo. Va benissimo così. Sono giovani e imparano molto velocemente. Andiamo avanti. Vabbè. Effetti esterni firmati, ok, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione. Ecco, qui i verbali di pronto soccorso li abbiamo messi. Firmate i verbali di pronto soccorso? Con la carta li firmate? Tutti? Siete sicuri? No. Oliani, dove sei? È andato via Oliani? È in bagno? Li firmano tutti? Ok, il perché seguiamo queste cose è chiaro. Andate avanti. Allora, ok, stessa domanda, referti digitali interni visualizzati tramite visualizzatore, è quella di prima, dal primo gennaio. Anche questo giriamo nell'ultimo bimestre. Sarà scritto nell'ultimo bimestre. Sì. Io posso chiedere una cosa sulle formule? Così dopo siamo convinti della decisione che abbiamo preso. Allora, come si calcola la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo? Noi vi chiediamo il volume di refertazione del 2011, lo dividiamo per 6 e otteniamo il volume refertato in un bimestre. Il laboratorio può cambiare ma può diminuire nel momento in cui li devo firmare. Se io nel 2012 li voglio firmare, cerco di farli diminuire. Prima andavano i parziali, andavano magari 5 referti. Se li devo firmare, cerco di farli andare in reparto 2, 3, perché sennò questo medico in laboratorio tutto il giorno lì con la smart card. Quindi sono diminuiti Ok, giusto per finire, insomma, su questo denominatore. No, ma quando io vado a firmare il laboratorio, li fate diminuire. No, perché secondo me non ho capito, secondo me. Sì, lo so che sei è economista, dovete avere pazienza. Scusate. Andiamo avanti. Ok. No, abbiamo capito alla fine qual è l'essenza. Del bimestre, poi ci date il dato di quel bimestre, di quanti referti avete firmato nel bimestre. Ma non, quindi, non potete chiederci quanti ne abbiamo prodotti nel bimestre, quanti ne abbiamo firmati? Cioè lei vuole separare il concetto di prodotto. Confrontavi col 2011 da un dato che può essere cambiato perché ho chiuso una radiologia. Perché non ci chiedete quanti ne ho prodotti in quel bimestre e quanti ne ho firmati in quel bimestre? Sì. Va bene, ti chiederò un dato in più. Cioè, No, non mi togli il 2011, non fa testo. Il 2011 ti ho detto mi serve. Il 2011, hai visto che io dico no? Il 2011 mi serve per un problema che abbiamo col progetto, con gli indicatori del CNIPA. Hanno speso quasi 4 milioni di euro sti signori, non posso discutere dicendo adesso facciamo quello che vogliamo noi. Dovete soltanto darmi quel dato storico. Dopodiché metto una bella asteriscata, eccetera. Di ogni bimestre ti chiederò il dato storico, cioè del mese, quanti ne hai firmati digitalmente, quanti ne hai prodotti e non li hai firmati digitalmente, ok? Mi sembra più. Ok. Andiamo avanti. Ok. Quindi nell'ultimo bimestre, quindi vabbè, quanti referti digitali esterni sono stati visualizzati da? Visualizzati estratti. Questo dato con i vostri sistemi di portale io mi auguro che lo monitoriate.
Cioè dire, sapete cos'è quella legge privacy, DPS di sicurezza, eccetera, che dovete sapere se il mio referto è stato estratto e da chi? Dovreste avere i log da qualche parte. Esterni stati visualizzati? Nelle farmacie? Sì. Ok? Sì. Da fuori. Da chi non è così facile? No, da chi? No, dal suo padrone. Da qualcuno che era abilitato a farlo. Da chi aveva il foglio del... Da chi ha preso dal cestino di internet. Assolutamente, però distinguete che quello è un accesso che è arrivato attraverso la farmacia piuttosto che il comune, piuttosto che il portale web aziendale. Ok, questa domanda è quella sugli MMG PLS. Scusami. Il portale per noi è uno, quindi uno arriva in quel foglio, non so se la farmacia o se è casa sua. Infatti ho scritto noi le farmacie non le distribuiscono, se no perché glielo chiede l'utente. Sì Paolo, infatti ti ho messo se il canale di distribuzione è distinguibile dal normale accesso web al portale, altrimenti mi metti tutto il dato lì. Tutto va dentro il dato del portale se tu non riesci a enucleare questo. Perché è una scelta, ok. Questa domanda è quella del discorso dell'MMG di prima, quindi quanti referti esterni sono stati visualizzati e estratti dall'MMG PLS, se è distinguibile. Carlo, tu... Sì, noi avendo ancora la consegna del referto su progetto standard, progetto Sole, abbiamo traccia dei referti che sono stati, diciamo, inviati alle cartelle. Questo so che su Doge forse invece è un po' più complesso. Pare che dovremmo arrivarci anche a noi. No, ma, cioè, quelli che vanno Doge, Ampere, Sole, che vanno direttamente, che sono talmente dentro qua. Questa è una delle domande che avevamo, questo era uno dei punti che ne avevamo discusso fuori con qualcuno di voi, che dicevamo, noi non l'abbiamo messo, cioè il canale Doge Ampere che va direttamente, non è stato messo, abbiamo sempre parlato di portale. Volete che mettiamo dentro anche il dato del canale Ampere Doge? Cioè, riuscite a monitorare questo dato, ad averlo? Sì. Cioè sapete quanti referti sono stati visualizzati con quel modo lì? Ora per quello. Il problema è che non è escape però, cioè è un altro cinema. Sì, è un'altra storia. Allora, quella della distribuzione all'MMG è uno dei canali di distribuzione previsti dal progetto per portale come Escape. Vogliamo cogliere l'occasione, è un'occasione, vogliamo cogliere l'occasione di distinguere dal canale portale normale a un interfacciamento con la cartella del medico e riuscite a darmi il numero di referti visualizzati in questo modo? Lo tracciamo e teniamo traccia ogni bimestre del numero. È da capire se è fattibile o no. Capiate se lo riuscite a rilevare questo numero. Se viene mandato è ovvio che la perché parlando di Doge significa quelli che di cui abbiamo mandato la notifica al medico di base? Sì, che poi il medico l'abbia visto è un'altra storia. Abbiamo mandato la notifica. Il medico l'aveva scaricato, se no. Doge, parlando di Doge vuol dire a quanti medici abbiamo mandato la notifica del referto? A quante cartelle di medici abbiamo mandato la notifica? Dovreste anche saperlo se lui l'ha scaricato. Non lo sa. Però sì? È una cosa, è una cosa che posso contare. No, tu sai se lui ha scaricato il referto. Perché dopo mi ha fatto la... che devi contare. Scusa Denaro, però ci sono delle rules ad oggi in cui è stato accettato che i referti vanno a finire dal medico evitando al cittadino di estrarsene per conto suo. Cioè, quasi il contrario che dovrebbe essere accettato. No, io sto dicendo perché non deve vederlo o meno. Sì, in quale URSS? Se ne sono 23, 21. 19, 18, 19, 18. Nella maggioranza delle URSS, Denardi, i medici non hanno accettato del fatto che hanno detto ma non sono stati capaci di gestirlo, da noi l'hanno accettato. No, certo Giovanni, guarda che stai dicendo un'inesattezza, assolutamente. C'è un progetto regionale che fa questo e oggi 18 e 19 sono... Ho deciso di fare il distributore di referti, ufficialmente come una farmacia. Che poi i medici dicevano che il referto la doppia continuamente, è vero. Non ho capito. Il medico riceve il referto se lo chiede. Se lo chiede riceve il referto, se non lo chiede non lo riceve. E quindi sappiamo esattamente quelli che vuole vedere per... Quindi in parallelo c'è l'estrazione del paziente o che se lo va a prendere lui? Perché non pensa, cioè tutti i
tuoi cittadini della tua ULSS vanno dal medico dopo che ha fatto la prescrizione perché sanno che lui insomma, te lo chiedo. Adesso qui stiamo dicendo che c'è un canale che va anche ai medici. No, scusate, qui perdiamo di vista, stiamo parlando di escape, dei vantaggi economici, del problema. Questa è una cosa che è nata 4 anni fa. Quindi il Ministero ci dice, io vorrei sapere quanti hanno goduto di questo aspetto per cui hanno evitato il viaggio. Allora, il fatto di estrarselo via internet significa che evitano di fare il viaggio, no? Di andare allo sportello, di andare eccetera. No? Quindi questo era uno dei dati. Sì. No? Allora, se evitano il viaggio perché vanno dal medico, vabbè, è anche questo un dato. Ma tu mi stai dicendo che tutti evitano il viaggio nella tua zona? Non mi pare di aver detto una cosa così. No, appunto. Ho detto, per me i numeri dei referti che vanno scaricati per volontà dei medici e dei pediatri è assolutamente comparabile con quello che i cittadini si scaricano direttamente via internet, perché sono più o meno gli stessi numeri. Quindi è un canale. Il problema è non è escape. Se questo titolo è escape, quello non è escape. No, infatti, allora il discorso era molto semplice, come abbiamo detto, abbiamo 2 cofinanziatori, non dimenticarti mai di questo progetto. Uno è il Ministero che ci ha chiesto qualcosa e l'altro 50% l'ha messo la Regione Veneto. La Regione Veneto dice, beh, da 4 anni fa quando sono passato io ho lanciato un progetto Doge, quindi può essere interessante, ed era quello che era sul tavolo, sapere quanti referti vanno direttamente al medico di medicina generale senza l'utilizzo del portale, che poi essenzialmente la differenza è questa. No, guarda che anche nei progetti escape, lo sa bene c'era già lì anche lì il problema dello scarico dei mezzi. Sì. Ma state scherzando? Non ho nominato la quello era un canale è che vada a scaricare sul medico, quindi dobbiamo monitorare, e un canale è quello che vada dai cittadini. Sì, sono 2 canali. Perché i medici dicono, nella maggior parte dei medici, qui non potete dirci no, cosa c'entra. Nella maggior parte dei medici non hanno accettato che siano loro a dire io lo scarico io. E noi osserviamo quali sono la quantità che sta facendo, quindi mettiamo dentro. Che io te lo tiro fuori. E noi diciamo, chi vuole farlo invece segniamo quanti nelle varie UCI sono. Qualcuno aveva capito. Cioè? Cosa aveva capito, scusami? Quello che dice il collega è corretto, nel senso che non tutti i medici, anzi la maggior parte dei medici da noi, il 5 per esempio, non vogliono imbustare il referto. Assolutamente sì. Certo. Il referto nessuno lo imbusta e non lo fa. Il discorso è che il medico di medicina generale, se il paziente lo vuole, lo può ricevere, deve anche volerlo il medico di medicina generale, perché 600 medici, i nostri dati sono questi, su 3.800, perdono il 10% del loro tempo di ambulatorio a digitare le stampe che il paziente gli porta dal portale per fare entrare i dati nelle cartelle, e quindi 600 su 3.800, parlo di dati, hanno voglia invece di averlo automaticamente il dato atomico, per cui l'OINC e tutte queste cose qua, proprio per evitare questo fatto qua. Il punto qui era: distinguiamo, non avevamo messo un canale di un arrivo al medico di medicina generale attraverso il portale, io dico al medico ecco le mie credenziali, scaricalo tu come fossi il mio PC, o invece c'è qualcuno anche che... Così si chiama internet. Sì, però in quel caso lì è esattamente come la farmacia, in alcune farmacie fanno così. Ma abbiamo messo, come hai visto, ove è possibile distinguere il canale farmacia piuttosto che il canale cittadino, anche questa cosa qua. Quindi, allora, tanto perché dopo non ci tagliamo referti visualizzati dai medici di base. Se io penso al progetto Escape, probabilmente l'avevamo attivato, poi è arrivato Doge e abbiamo pensato si fa con Doge, quindi abbiamo attivato e l'abbiamo anche tolto, almeno per quello che mi riguarda. Sì. E allora però cosa si fa? Scrivere 0, dopo voi non vi risulta fatto il progetto? Ma no, ma allora qui stiamo decidendo. Allora, no, non c'è problema, cioè qui non è da raggiungere o meno il progetto, dovete mettere dentro i dati di quello che realmente fate.
Ok. È un monitoraggio, un osservatorio, non è che ci siano i bravi, ci siano i cattivi. No, è che il Ministero poi vi guarda. Il Ministero può guardare giustamente e dire: l'obiettivo medico di medicina generale è stato raggiunto al, l'obiettivo cittadino è stato raggiunto al. C'è un obiettivo generale che è quello di far sì che il cittadino acceda meno possibile all'ufficio direttamente, e quello sarà stato raggiunto nella quantità in cui è stato raggiunto. Quindi qui mi mettete il numero di referti non visti tramite portale, vi è chiaro? No. Ok. E se li vedono tramite Doge? Sì, li mettete, quindi solo se c'è un canale diretto, se li vedete, ok. Sì, aggiungiamo la nota chiara. Vi metto una nota, ok. Doge Ampere va bene come definizione, chiaro a tutti. Doge, c'è già Doge 3, volevo dirvelo ma non ho il coraggio. Abbiamo dei problemi con i medici di base a livello di accordi. Sì, non è, allora. Stiamo per dire in test, perché abbiamo i canali aperti, mandiamo, qualcuno lo riceve. È un problema che avete tutti, vi invito a tenerlo. Abbiamo lasciato una cassetta di arance marce dietro, sta per arrivare Lorenzo. Benissimo, però di accordi privacy parlava. Sì, accordi, ma di tutti i generi. non posso mettere Perché? se non ho un accordo con il medico di base. Certo. Io posso consegnargli i referti. No, metti 0. Mette 0. Zero. Sì, sì. Adesso cominciamo a guardare il servizio di conservazione, che è l'ultimo dei servizi del flusso. Qui vi chiediamo nella sua azienda quanti referti digitali sono stati posti in conservazione legale nell'ultimo bimestre, quindi guardate questo, poi lo andremo a modificare. Ok, siccome è uno dei servizi di Escape, abbiamo fatto una riunione, un comitato tecnico qualche mese fa che non è partito nella maggior parte delle aziende. Vi ricordiamo che questo è uno dei servizi che andiamo a guardare per il monitoraggio, di più di quello dei medici, perché è uno dei servizi base di Veneto Escape di cui vi ho parlato prima. Quindi bisogna attivarsi entro quest'anno in modo da mettere in conservazione i referti per Veneto Escape per il monitoraggio del dicembre di quest'anno. Abbiamo parlato in quella riunione di una gara da poter fare, riunione d'acquisto per poi i prossimi anni. Vi avevo chiesto di farmi avere i dati e quant'altro. Ricordatevi questo perché alcune aziende devono partire con questa gara. Breve parentesi sull'argomento, ne riparliamo e mi chiamate. Chiediamo lettere di dimissioni e verbali di pronto soccorso per distinguerlo dal flusso referti. Poi chiediamo nella sua azienda quanti professionisti sanitari hanno potere di firma. È la stessa domanda di quella dell'avvio, solo che qui il dato è nell'ultimo bimestre, quindi andiamo a incrementarlo. Ok. Prima mi avete messo a tendere e adesso qui mi mettete. State avanti il 10 marzo, non si può. Scusa? Ci spostate avanti il 10 marzo. Sì, perché il bimestre metti 0, insomma. No, ci date un po' di tempo in più. Sì, allora. Sì, allora il fatto di spostare la data, ricordo che poi si avvicina sempre di più il momento per ricompilare quello dopo. Bene, grazie, ho capito. Scusa Federica, sì. Non so se qua conviene ragionare bimestri su numero di smart card date, forse qua conviene andare... no, aspetta, dico il potere di firma. Sul 14, sulla 12. Conviene andare nel totale, cioè non ha senso che stia a vedere cosa ho consegnato da marzo a aprile. Ma dobbiamo consegnarli a lui, penso, in questo caso in effetti è diverso perché... Sì. Allora, devo capire un attimo quali sono le conseguenze. Comunque qui potremmo mettere quanti professionisti sanitari hanno potere di firma, sono titolari di un certificato, quindi mi mettete il numero cumulativo dall'inizio, stai dicendo? La frase già dice questo. Sì, però mentre prima spiegavamo una tempistica, qui non l'ho specificato, quindi ecco, ok. Ok. Nella sua azienda quanti professionisti sanitari e ospedalieri hanno la possibilità di visualizzare i referti interni tramite visualizzatore? È la stessa domanda medici ospedalieri e personale infermieristico, quindi quello che avete risposto nell'avvio, anche qui nell'ultimo bimestre. Questo è progressivo, questo è un progressivo, è un cumulativo, non è un incrementale. Scusate che ricontrollo un attimo. Allora, visualizzati da, ok. Quindi qua mettiamo il dato dall'inizio dell'anno. Ok. Metteteci già le 6 tabelline ogni mese, ogni bimestre ne compiliamo una.
Sì, bisogna utilizzare lo strumento del questionario in questo modo, però avrete poi dato precaricato del bimestre prima, quindi vi ricorderete cosa avete messo. Forse un medico direi, ci mettete tutti quelli del bimestre precedente. C'è la possibilità di mettere la percentuale, l'incremento del Sì, Paolo, ma lo calcoliamo noi in base al fatto che, che nell'avvio ci hai messo lo zoccolo, hai capito? Vuoi mollarlo? Tu vedi che sta ridendo la persona. Vabbè, ok. Sì, poi verrà a trovare. Ok. Quanti professionisti sanitari hanno la possibilità di visualizzare e fare i referti esterni, quindi sempre il numero di MMG e PLS? Poi gli sportelli comunali, le farmacie, case di riposo RSA che sono stati in quel bimestre attivati in caso, ok? Sempre dall'inizio. Sì, dove non è specificato dall'inizio. Per le domande di questa sezione rispondere a quelle coerenti con la soluzione tecnologica adottata. Qui abbiamo specificato se avete la consegna del referto o in modalità A, quindi event oriented, modalità B, patient oriented, oppure una logica più evoluta, fascicolo dossier sanitario. In quanti reparti della sua azienda è stato attivato il servizio, quello di cui ci siamo spaccati la testa prima. Qui nota cosa si intende per reparto, esattamente come l'avete fatto per l'avvio, vi specifichiamo che cosa si intende per il periodico. È finita, ok. Quindi queste sono le domande. È finita? Sì, non è lunga, dai. Del periodico. Adesso recepiamo tutti i cambiamenti che ci avete detto e io vi rimando il file a giorni, appena torno, ve lo rimando in modo che ricontrollate. Scappo, scusate. Non era mica chiesto Vi mando la mail in modo che ricontrollate quello che abbiamo definito.